Il servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia si conferma tra i più performanti d'Italia e registra uno dei maggiori miglioramenti a livello nazionale dal 2019, e quanto emerge dalla 14ª edizione del rapporto sulle performance regionali dell'Università di Roma Tor Vergata, che colloca la regione tra quelle con gli indicatori più elevati. Secondo il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il risultato conferma il percorso di crescita avviato nelle ultime 2 legislature, nonostante l'interruzione causata dalla pandemia. L'attenzione si sposta ora sulla capacità di rendere maggiormente percepibili ai cittadini i progressi compiuti. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi evidenzia come l'indice generale di performance del servizio sanitario regionale sia passato da 0,35 nel 2017 a 0,55 nell'ultima rilevazione. Tra i punti di forza indicati dal rapporto figurano lo sviluppo delle case di comunità, la crescita dell'assistenza domiciliare integrata, gli indicatori sulla salute mentale e l'adesione a vaccinazioni e screening. Restano però alcune criticità, in particolare per gli interventi oncologici eseguiti in strutture con adeguati volumi di attività. Su questo fronte la Regione richiama l'avvio della rete oncologica del 2025, nata per concentrare gli interventi e migliorare gli esiti clinici. Tra gli obiettivi dei prossimi anni figurano anche il rafforzamento della sanità territoriale, la riduzione delle liste d'attesa e una comunicazione più efficace dei risultati raggiunti.